Buongiorno! Beccami tu. Come state? Smontare tutto e rimontare tutto, perché io ormai sono della Ferrari. Però... Dai! E basta. Ciao ragazzi, buongiorno, noi siamo tutti ritornati, vabbè io sono ritornata perché sono stata in ferie e sono in vera forza. Allora, vogliamo fare un giro nella clinica perché è da tantissimo tempo che non siamo stati in clinica e vogliamo far vedere un po' la vita del nostro policlinico a Chișinău. Lì alla reception abbiamo dottor Fani e le ragazze che stanno per prendere i prossimi pazienti, però venite con me perché vogliamo andare dal socio di dottor Palmas, non l'abbiamo ancora visto da quando siamo ritornati e andiamo a vedere cosa fa. Buongiorno! Che facciamo? Buongiorno dottor Vadi. Buongiorno, lavoriamo. Lavoriamo? Sì, sicuro. Com'è la vita nel policlinico questi giorni? Molto bello, molto bello. Lui è stato a Bucarest da poco? Sì, sono appena tornato, 2 giorni fa. Che fa dottor Palmas a Bucarest? Oh, non è a Bucarest, è andato in Sardegna, è scappato in Sardegna. Scappato, a Chișinău quando arriva? Non lo so, penso che dopo 15 settembre. Va bene, allora lo lasciamo lavorare. Noi stiamo facendo vedere ai nostri pazienti la vita del policlinico. Siamo ritornati in forza. Sì, anche tu sei andato in ferie? Sì, bravo. Siamo ritornati in forza. Ragazzi, quanti di voi sono arrivati a Chișinău in questo periodo? Quelli che non siete ancora arrivati, vi voglio far vedere questa bellissima esposizione dei nostri libri, dei casi reali di tutti i pazienti che abbiamo curato qui nella clinica di Chișinău. Potrete vedere il caso proprio come è iniziato e come è ritornato a sorridere il nostro paziente. Ci sono tantissimi casi, non solo qua, ma li vedete anche nella sala d'attesa da questa parte. Come qui ci sono centinaia di libri. Dario, se ci guardi ti salutiamo, sai che anche il tuo caso c'è tra questi tantissimi casi che ne abbiamo esposti qui. Anche dall'altra parte ovviamente ci sono veramente tantissimi casi perché qui nella nostra clinica sono tante persone che sono ritornate col sorriso e questo che vi vogliamo far vedere noi, il sorriso delle persone che lo hanno ripreso qua. Allora, sicuramente la conoscete. Dai, vieni, di soltanto un ciao ragazzi. La Virginia la conoscete, vero? Virgi, che fai? Come sta? Sto preparando i preventivi. Stai preparando il Sì, preventivo? abbiamo tanti pazienti nuovi che scalpitano di sapere quello che c'è da fare. Come è iniziato questo... Dai! Come è iniziata questa stagione? Allora, la stagione è molto bene, sono in tantissimi perché i voli, ringraziando Dio, oppure ahimè, sono ogni giorno, quindi arrivano ogni giorno i pazienti molto, molto carichi. Chi meno, ci sono anche quelli, però sì. Fai un saluto a tutti quelli che ci guardano ora. Ciao a tutti, belli e brutti. Ciao! Ciao ragazzi, e noi ovviamente andiamo avanti. Andando ovviamente qui per la clinica abbiamo visto la nostra assistente superiore che è proprio qua vicino a noi. Ciao Natalia. Ciao, buongiorno. Che fai? Lavoro? Come è iniziata questa stagione? Bene. Bene. I pazienti soddisfatti? Sì, certo. E le chirurgie sono complesse? Sì, molto complesse e difficili. Speriamo che tutto sarà bene. Come ovvio, come sempre va tutto bene, però in questa stagione, da quanto ho visto io, ci sono veramente dei casi molto complessi in questo inizio d'autunno, vero? Sì, certo. Bene, fai un saluto. Fai un sorriso. Fai un ciao a tutti. Ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro per noi. Ciao, andiamo avanti. Ciao.
Questa è la nostra camera del personale dove tutti vengono e riprendono un po' di forza. Vediamo un po', c'è chi mangia la pizza. Vediamo. Buongiorno. Lui che mangia? Una zuppa. Zuppa di pollo e pizza a 4 formaggi. Ti Sì. piace la pizza? Sì, sì, italiano, pizza good. È mai stato in Italia? Sono stato in Sicilia. Bello. Cosa ha mangiato in Sicilia? I bomboloni? In Sicilia canola e... Canola. Non so neanche io cosa sia. E qui, allora ragazzi, qui abbiamo un tipico piatto tradizionale moldavo che si chiama... Come si chiama? Asta? E addirittura dice che non è suo e l'ha dato qualcuno, quindi facciamo anche divisione del mangiare. Ragazzi, so che tantissimi di voi sempre vogliono vedere Dottor Fania. Come al solito non lo possiamo mai prendere perché è sempre impegnato. Sta proprio ora dietro alle mie spalle che sta facendo una prima visita. Non so se lo vedete, è proprio di fronte a me, c'è l'altra sala che lo sta già aspettando un'altra signora per la chirurgia, quindi è veramente sempre impegnato. Qui nella storica sede di SOS Turismo Dentale a Chișinău abbiamo questo, l'angolo delle bellissime memorie, lo chiamo io, perché ci sono proprio le foto dei nostri primi pazienti che sono venuti in clinica. Ragazzi, siamo appena usciti dalla nostra clinica dove si eseguono le chirurgie e volevamo andare dall'altra parte nella bocca bionica, così la chiamiamo noi. Però qui sulla terrazza, sulla famosa terrazza della Pizzamania, abbiamo visto un nostro paziente che non abbiamo ancora incontrato, però lui è un paziente troppo, venite che ve lo facciamo vedere. Andiamo. Sta bevendo la birra addirittura, eh. Ciao. Ciao. Infatti siamo venuti a far vedere te. Che fai? Buongiorno. Tutto bene, tutto Ritornato in Moldavia? sempre. E come si sente? Bene, bene. Bene. Stai bevendo... Ah, ma io allora da lontano ragazzi ho percepito che stava bevendo la birra, ma colpa mia, sta bevendo una limonata. Mojito. Come stai? Ciao, bene, bene. Quando sei ritornato? Sabato. Sabato. Com'è in Moldavia? Bello. Scusa, ma cosa sei venuto a fare? A fare i controlli. I controlli. E i denti come vanno? Mastico. Mastichi? Falli Mangio vedere. bene. Il microfono lo puoi mordere? No. È duro. È duro, no, non si può mordere il microfono. Va bene, dai. Tanti saluti a tutti che sono qua in Moldavia e quelli dall'Italia. Tante belle cose e tanti auguri. Allora, sulla terrazza della Pizzamania ovviamente possiamo incontrare dei nostri pazienti che stanno pranzando. Quindi abbiamo 4, però sono tutti nascosti. Ciao. Com'è in Moldavia? La Moldavia adesso mi guarda, ho trovato degli nuovi amici, abbiamo fatto subito amicizia, un po' Stefano mi ha fatto da cicerone all'inizio, io l'ho fatto agli altri, pertanto ci cambiamo, noi fra sardi noi sappiamo comportarci, sappiamo stare uniti, almeno fuori dall'isola, siamo un po' uniti, siamo sì, e rispettosi anche degli altri. Però ho visto un altro nostro amico che non lo possiamo non salutare, ragazzi, siamo usciti fuori e abbiamo visto tutti, dobbiamo stare fuori di più. Buongiorno. Ehi, come va? Bene. Bene, quando è ritornato? Giovedì sono arrivato. Giovedì? Sì. Come si sta in Moldavia? Guarda l'altro. Come si... Bene, dai, bene. Bene? Bene. Buongiorno! Beccami tu. Come state? Come va? Bene, Piacere. Io sono Dumi, altrettanto. Piacere. Ciao. Sto bene. Sì, voi? Ciao. Stai facendo un'intervista? Ciao. Come state voi? Tutto bene. Ieri siete stati in gita? Sì. Com'è andata in gita? Benissimo. Cosa vi è piaciuto di più? Il vino. Il vino? Qualcos'altro? Tutto, sì. Come state? Tutto bene. Tutto bene? State che la gita l'ho organizzata io? Sì. E diciamo allora che la prossima ci deve portare a Odessa. Volete andare a Odessa? Allora vi portiamo a Odessa. Ok, bene, molto piacere di rivedervi. E tanto noi rimaniamo 10 giorni qua, smontiamo tutto
e poi ci mandiamo una bella bistecchina. Volete andare in cantina? Sì, io direi di andarci perché è un bel posto, no? Ma ieri in cantina vi è piaciuto? Sì, è stata molto carina la gita, molto bella, abbiamo avuto una bella compagnia, ci siamo divertiti anche tantissimo. Solo che io ho sentito cantina e pensavo alla Cracovia. A Cricova? Alla Cricova. Cracovia allora? No, Cracovia è in Polonia. Infatti. Va bene, dai. Quindi ragazzi, allora ditemi per favore questa cosa di nuovo. Perché non volete venire stasera al ristorante? Perché ti dicono? Smontare tutto e rimontare tutto, perché io ormai sono della Ferrari. Oh. Bionico. Passiamo alla Lamborghini. A me è già fatto, sono la nuova serie. Però lui ha... Gli manca il collettore di dietro. No, a me. è venuto a riprenderlo. Sono venuto a riprendermi i miei denti. Però dimmi un po', cosa dicevi? Che lui quando dice che lo smontano? No, sembra la Volkswagen. Assemblaggio, adesso lo mettono in catena di montaggio, lo fanno girare. Perché per una Ferrari ci vuole lavoro, ragazzi, quindi vero? Penso che ci sia. Però comunque Ci smontare. vuole lavoro e anche mani d'oro. Se no la Ferrari non la puoi assemblare di nuovo. Noi le mani d'oro ce le abbiamo, quindi la Ferrari ce l'avremo sicuramente. Mi auguro che sia un buon lavoro finito e così possiamo andare a 200 all'ora. Oh, 230? Ecco, è vero. Dimmi, sì, volevo chiederti com'è proprio il tuo stato d'anima, come ti senti? No, Sei felice? bene, tranquillo, allora, il primo e il secondo step era un po', sai, agitato, un po' così, un po' perplesso, però dai, tutto sommato ne vale la pena. C'è un po' di stress perché sei in un paese nuovo, sei così, poi vabbè, conosci nuove persone anche se vieni da solo. Dai, alla fine si sta bene e i risultati col tempo si vedono. E la cosa che vedo io è che stai sempre in compagnia. Certo. Sì. Hai fatto amicizia? Sì, al primo step sono venuto con la mia compagna e vabbè, alla fine abbiamo fatto amicizia, poi la seconda volta da solo, adesso da solo e si fa amicizia tranquillamente. E poi State passando il tempo bello? siamo qui tutti per lo stesso motivo, allora si socializza, ci si confronta, si parla delle esperienze varie, soggettive di ognuno, così. E si sta bene assieme. Certo. Vero? E si sta veramente bene sulla terrazza della piscina. Ciao ragazzi, venite qua. Te come stai? Bene, benissimo. Benissimo. Aspetta che vado dall'altra parte. Arrivo. Allora, dimmi un po' come ti senti. Benissimo, io sono venuto per i definitivi. Ce l'hai? Non ancora no. Non ancora? Ho i provvisori, sono felice. Anche i provvisori sono belli. Bellissimo. Anche i provvisori sono belli, ragazzi. Sono, Sì. Lo devo specificare. sono emozionato. Perché? Mi ha cambiato la vita. I denti? Sì. Però... Dai. Vero. Come ti è cambiata la vita? Per me era una grande utopia, cioè riavere i denti, rimangiare, Oggi posso dire mangio. Oggi sorridi di più? Grazie a Smile, scusa, SOS, è stato magnifico. Grande professionalità, non è vero quello che dicono all'estero, che non sono preparate. No, non è vero, non è vero. Venite e provate. E come ti senti? Sei felice? Sì. Ho buttato i miei risparmi qui, però. Ne è valsa la pena? Ritornerei indietro, non ci penserei ancora. Venite. E il signore invece? La clinica invece SOS? La clinica è molto bene, sono restato anche molto contento di come si trova, anche l'appartamento e tutto, siamo stati bene ricevuti, non ci manca niente. Personalmente sono veramente tranquillo. Allora ragazzi, sicuramente tantissimi di voi conoscete dove siamo, io e Vasi ora, siamo proprio davanti alla nostra clinica di terapeutica, però proprio dietro alle mie spalle prima avevamo il laboratorio di
di SOS Turismo Dentale, che ora si sta ancora allargando e sta diventando ancora più grande, quindi ci stiamo ingrandendo. Lo hanno proprio spostato da un'altra parte e proprio qui dove stanno lavorando alle mie spalle i ragazzi si starà costruendo un'altra clinica sempre per voi, quindi diventeremo ancora più grandi di quanti siamo ora. Andiamo dentro, andiamo Vasi, che vi facciamo anche vedere com'è dentro, e poi ovviamente andremo anche dai nostri dottori su per vedere cosa fanno e come sta proseguendo la loro giornata. Andiamo? Sì, è proprio questo posto di cui vi stavo parlando. Qui c'è un grandissimo scritto che ci stiamo estendendo per voi, quindi stiamo diventando più grandi. È proprio qua dietro che c'era il nostro laboratorio. Quelli che siete venuti in Moldavia sapete già di questo posto. Le persone che stanno lavorando qui sono molto felici, sono veramente divertenti e stanno lavorando in armonia. Andiamo su al secondo piano nell'altra nostra clinica. Se non siamo riusciti a farvi vedere il dottor Fania, vi facciamo vedere il dottor Mustia. Lui è proprio da solo e andiamo a vedere cosa fa. Ups. Che bel profumo! Buongiorno dottore. Ciao. Come sta? Bene. Tu come stai? Anch'io sto bene, siamo venuti a trovarti. Come è iniziata questa stagione? Male. Perché? Il lunedì. È lunedì? Lunedì è un giorno difficile. E com'è un lunedì qui in clinica? Qui in clinica è bello. È bello. C'è tanto da lavorare? Sì. Sì? E ora sta arrivando un altro paziente? Sì. Vi auguro una bella giornata. E un sorrisino in camera. Gerardo, ti ho riconosciuto. Come stai? Bene, grazie. Contentissimo. Contentissimo? Perché avrò i nuovi denti. Ma ce l'hai già? No, non ancora no. Se ti faccio vedere ti spaventi adesso. Come proseguono le tue giornate qui in Moldavia? Bene, non me lo aspettavo così bene. È meraviglioso. Sì? Sì, sono molto contento. Cos'è che ti piace qua? Tutto. E fai un ciao a tutti quelli che ci guardano e se vuoi puoi fare anche un messaggio a tutte le persone che ti guarderanno oggi di come ti senti tu in Moldavia. Gli voglio fare i complimenti a tutti, io mi sento bene, non me lo aspettavo così professionale. C'è Oleg e dottor Mardarli che stanno facendo forse una prima visita. Cosa state facendo? Forse facciamo una impronta. Forse una prima visita o forse una impronta? Oleg, tu che fai? Niente, sto comunicando con il dottor Vasile dei lavori futuri e di com'è. Ma sai che i pazienti, stai mancando te ai pazienti, non ti vedono molto spesso? Male, è normale. Allora fai un sorriso in camera. Allora, lui è come mio bimbo. Forse tra qualche tempo lo vedrete anche lui col microfono in mano. No, Cosa dici? No, non è per me. Ma di cosa ti occupi tu ora? Di aftercare. Questo cosa propone? Problemi dopo le cure, come vengono risolti, dove devono andare, eccetera. Quindi se una persona ha dei problemi dopo le cure ti può contattare? Sì. E tu come lo aiuti? In tanti modi, dipende dal problema che c'è. Non so, se gli cade un dente? Mettiamo un altro. Come lo metti? Dai, basta. Grazie, è stato un piacere, un saluto a tutti. Oleg e Dumi. Cheese! Allora ragazzi, tutti quelli che siete già venuti in Moldavia sicuramente lo conoscete perché lui è quello che vi porta dall'aeroporto nella nostra clinica, oppure anche quelli che arrivate a Iași e venite a Chișinău, è sempre lui quello che vi ci porta qua. E Ivan, il nostro autista. Sì. Ciao, buongiorno. Ma come sto? Bene. Stiamo lavorando piano piano, adesso devo andare in aeroporto a prendere degli altri pazienti. Abbiamo degli orari diversi, però tutto bene, dai. Quanti pazienti arrivano questa settimana? Diciamo questa settimana arrivano intorno a 70 pazienti, 70-80 pazienti, così più o meno. Quindi ne avete proprio da lavorare un bel po'? Sì, stiamo lavorando alla grande, sì. E come funziona quando un paziente arriva all'aeroporto? Come vi trova? Allora, quando i pazienti arrivano, noi di solito stiamo davanti perché adesso non possiamo entrare nell'aeroporto perché
con la quarantena, con il coronavirus, una balle l'altra, non possiamo entrare, noi li aspettiamo davanti, abbiamo il tablet in mano con la scritta SOS Turismo Dentale, con la foto piccolina di Dottor Palmas, e li aspettiamo lì. E quelli che escono ci vedono subito, se non ci trovano noi cerchiamo il loro cellulare personale, li chiamiamo, poi li troviamo. Comunque avete il nome e cognome di tutti i pazienti che devono arrivare, quindi non può succedere che voi arrivate in clinica senza un paziente. No, assolutamente no, abbiamo tutti i nomi di tutti i pazienti e poi se vediamo che qualcuno non è uscito non partiamo mai senza quel paziente lì, sempre li cerchiamo, telefoniamo, anche se è stato un sbaglio, non so, di programma, un sbaglio di orario, li telefoniamo perché è già successo, abbiamo telefonato in Italia, poi il paziente ci ha detto guarda è stato uno sbaglio, noi arriviamo tra 3-4 giorni, poi così. Quindi dai, fai un saluto in camera a tutti quelli che ci guardano oggi. Ciao bella gente, ci vediamo all'aeroporto. Un abbraccio da Ivan e da tutto lo staff di Dottor Palmas. Ciao ragazzi, allora voglio concludere questo video con questo bellissimo posto, sicuramente lo conoscete tutti quelli che siete stati a Chisinau, ci troviamo nella vecchia logistica, ora qui siamo al dipartimento marketing, la produzione e abbiamo qui Diana, la nostra direttrice di marketing. Ciao! Dimmi un po' come vanno le cose. Che cose? Nel senso, come è iniziata questa stagione? Questa stagione è iniziata molto bene, abbiamo un sacco di pazienti che sono arrivati qui a Chisinau e che stanno aspettando il suo sorriso magnifico. E tra l'altro volevo dire che abbiamo iniziato le attività, vero? Cosa stiamo organizzando? Stiamo organizzando un sacco di attività settimanali, sia durante la settimana che nel weekend. Attività che includono o passeggiate nel centro storico di Chisinau o passeggiate anche fuori della città verso le varie vinoteche moldave che per tutti gli italiani sono un spettacolo proprio. Sì, infatti anche ieri abbiamo organizzato una gita, i pazienti oggi erano veramente contenti e tra l'altro cos'altro vogliamo dire? Vogliamo salutare tutti? Ciao a tutti, vi aspettiamo qui a Chisinau. E basta. E noi andiamo avanti ragazzi, sicuramente li conoscete, ci avete sempre parlato ma non li avete mai viste, perché? Perché noi li stiamo nascondendo in questo ufficio. Ciao ragazze, queste sono le nostre ragazze del back office, abbiamo Livia, la Olga e la Nicoleta, le ragazze con cui parlate, le ragazze che vi aiutano a fare i biglietti. Allora, le ragazze primo contatto praticamente. Le ragazze, ditemi un po' come va, come è iniziata questa stagione, cosa avete fatto oggi? Le cose vanno benissimo, c'è un sacco da fare perché è la stagione che con i biglietti più economici e il tempo è bellissimo, vi aspettiamo qui e aspettiamo i vostri messaggi e chiamate. Essendo nel back office non vi posso non presentare Livia perché lei è la mamma di queste due ragazze, cioè più di 4 anni, vero? 4 anni? Sono già 4 anni compiuti, il 4 settembre. Ecco, quindi è da veramente tanto tempo che lei lavora qui. Dimmi te un po' come proseguono le cose e proprio questo periodo è veramente affollato, vero? Sì, guarda, inizialmente ad agosto mi sembrava che filava tutto liscio. Adesso a settembre si vede che sono rientrati tutti quanti al lavoro, molte domande, molte richieste, molti biglietti e molta confusione per quanto riguarda il Covid. Green Pass, non Green Pass, certificati e quant'altro. Per questo che noi consigliamo sempre di scriverci tutte le volte che avete domande, perché può capitare che in dogana, alla frontiera, in aeroporto avrete problemi. Scriveteci per qualunque cosa, perché noi ne siamo a conoscenza di tutto. Ecco. E la cosa più importante ragazzi, fate fretta per i biglietti perché veramente i posti sono veramente limitati, vero? No, rischiate di finire tipo a novembre o dicembre, ma non vi conviene perché ottobre ci saranno molti più pazienti, si organizzeranno molte gite, sarete tutti quanti insieme, quindi è meglio se stringete amicizia anche tra di voi.
Ecco, però un'altra cosa importante a ottobre che c'è il Wine Festival, ragazzi, la festa del vino più grande dell'Europa, della Moldavia, dove potrete visitare le cantine più belle del nostro paese. Ecco qui ragazzi, questa è stata la nostra giornata, sono i momenti del Policlinico di Chisinau, avete visto praticamente tutto il nostro staff, i pazienti, come vivono e cosa facciamo noi una giornata intera. Di questi video sicuramente ne faremo più spesso per vedervi, per familiarizzarvi anche a voi con la nostra vita quotidiana di Chisinau. Vi saluto a tutti e vi auguro un bel inizio settimana. Ciao!